Si risolve con un nulla di fatto, almeno per il momento, la vicenda legata alle dimissioni dell'assessore all'energia all'agrigentino Roberto Di Mauro. Raffaele Lombardo, infatti, vuole incontrarlo la prossima settimana al fine di parlare dettagliatamente dell'argomento. Pare tra l'altro che Lombardo non abbia proprio gradito lo sfogo di Di Mauro finito sulla stampa, che si è lasciato scappare di una certa stanchezza. Quantomeno il leader dell'MPA avrebbe preferito esserne informato prima che la notizia finisse sulle testate giornalistiche e in virtù della necessità di un chiarimento gli ha chiesto dunque di rimanere al suo posto. Di fatto non sarà semplicissimo per il Movimento per le Autonomie trovare un nome per la sostituzione, ma pare che Lombardo voglia anche sentire il parere di Schifani, che spesso ha insistito per avere degli assessori che fossero deputati. Se così fosse anche in questo caso, Di Mauro resterebbe al suo posto. Intanto il 23 marzo prossimo il Movimento per le Autonomie insieme a La Galla e Miccichè sono pronti a lanciare ad Enna un nuovo soggetto politico.